Ci troviamo nel cortile del museo dedicato a Grazia Deledda. Qui sono esposti i documenti che nel corso degli anni l'Istituto Etnografico ha raccolto a seguito inizialmente della donazione piuttosto consistente fatta all'Istituto dalla signora Fernanda Madesani, nuora di Grazia Deledda, che nei primi anni '80 donò all'Istituto una mole considerevole di documenti cartacei e fotografici, oltre ad una serie di oggetti personali di Grazia Deledda. Io sono molto legato a questa prima fase, in quanto tra le prime attività che ho seguito dopo il mio ingresso all'Istituto Etnografico è stato quello proprio di recarmi nella casa, l'ultima casa di Grazia Deledda in via di Sant'Agnese a Roma, presso la Nomentana, e lì ho seguito la procedura per il trasferimento a Nuoro dei primi materiali, i quali poi hanno costituito la base del primo allestimento di questo museo nel 1983. A questo allestimento è seguito poi l'attuale allestimento, che risale al 2006. A partire dal 2006 il museo dispone di una serie di documenti importanti che sono stati acquisiti negli anni 2000, vale a dire il diploma e la medaglia d'oro del Nobel, che sono esposti in una vetrina apposita in una sala del museo, e ugualmente importante lo studio romano di Grazia Deledda, che Grazia Deledda aveva fatto realizzare da Gavino Clemente, che allora era un importante ebanista e costruttore di mobili, che ebbero un grande successo in quegli anni. Fatto interessante, l'Istituto conserva anche l'epistolario tra Grazia Deledda e Gavino Clemente, dove si parla dello stile dei mobili, dei materiali, dei costi, e quindi una documentazione molto importante che noi abbiamo avuto in dono dalla figlia di Gavino Clemente.